Un cordiale saluto dalla redazione di Meteo Veneto e vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Dalla grafica notiamo subito come in questi giorni correnti umide atlantiche rimarranno lontane dall'Italia, portando ancora delle nebbie sulle pianure, specialmente lungo la costa. Con ancora anticiclone presente abbiamo alti tassi di inquinamento nell'aria nelle grandi città, con le nevicate che stanno rapidamente sciogliendosi e il proseguo di un'anomalia termica sopra la media di oltre 10 gradi. Continueremo ad avere temperature molto sopra la media, ma una svolta è attesa proprio tra l'8 e il 10 di gennaio. Con l'arrivo di una perturbazione atlantica si sblocca finalmente la situazione con l'arrivo di piogge e nevicate. Dalla grafica notiamo la perturbazione di domenica 8 gennaio con piogge e nevicate che torneranno soprattutto sui monti e sulle alte pianure. Avremo nevicate tra i 1000 e i 1300 metri di altitudine. Finalmente con un calo delle temperature torneremo in media col periodo leggermente sotto, soprattutto sui monti. Purtroppo questa evoluzione andrà rapidamente cambiando nel corso dei giorni successivi a causa di una rimonta dell'anticiclone che riuscirà ad impadronirsi nuovamente dell'Italia, portando ancora caldo anomalo, delle temperature che torneranno sopra la media dopo essere state leggermente sotto la media anche al centro-sud, dove avremo delle precipitazioni soprattutto tra lunedì 9 e martedì 10 gennaio. Vi invitiamo come sempre a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti.